Tatiana torna con i suoi consigli. Ciao tesoro, come va? Ha fatto tutta tinta, ha fatto unghie, ha fatto tutto. Adesso dobbiamo pensare a peli. Tu hai scritto a me che c'è problema a peli, Tatiana risponde. Dopo 2 mesi senza estetista tu c'è problema, allora cosa vogliamo fare? Vogliamo chiamare forestale? Vogliamo prendere 10 spugliatore? No. Vogliamo chiedere i consigli a Tatiana? Da. E Tatiana risponde, allora tu devi avere subito pronto il rollon, caricatori di cera e poi avere strisce. Una volta che tu hai tutto questo pronto, metti su baffetto, perché cominciamo con baffetto, tagli strisciolina e poi metti cera e poi tu strappi tutto, capito? E tu mi dirai, Madonna Baffuta, è sempre piaciuta. No, non avere un cavolo di niente, no, meglio tutto pulito. E poi pensiamo a gambe. Allora, cosa fare a gambe? Dopo che tu comunque tieni sempre attaccato energia elettrica, corrente, metti penna balla cera e poi con strisce tu strappi penna monda, capito? Tu fai penna balla e penna monda e tu tutto strappato, tutto gamba pulita. Adesso poi pensiamo a inquine. Grande problema. Tu hai scritto a me e hai detto Tatiana, io sola non riesco a fare cera inguine. Tu c'hai ragione, tesoro. Io so, ti capisco, ma Tatiana ti aiuta. Allora tu devi procurarti uno specchio, forbicine e pettine. Innanzitutto devi sapere com'è il tuo pelo tosto, pelo sottile o pelo riccio, com'è il tuo pelo. Dopo che tu hai capito questo, allora tu prendi pettine e prendi specchio, metti specchio davanti a te e tu guardi vis-à-vis, hai capito? Perché è importante questo, capito? Perché tu devi vedere bene, certo, capito? Allora tu quello che vedi, allora tu fai coppettine, fai sgrima e tu mi chiederai, Tatiana, destro o sinistro? Non è problema, tu puoi fare sgrima a destra o a sinistra, non c'è problema. Dopo che hai fatto sgrima devi stare attenta anche ai catilli, capito? Perché molte volte se pelo troppo lungo fa tutti... perché si intreccia, capito? Che si chiamano catilli, come li chiami tu? Non chiami catilli? E questi sono catilli, capito? Allora, coppetti tu devi strecciare bene i catilli e dopo che hai fatto tutto strecciato, prendi forbicine, coppettine, tu pettini e poi fai spuntatina, hai capito? Dopo che hai fatto spuntatina, allora tu sempre prendi rollon, vai a Nabal e poi vai su alla Monde con striscetta, capito? E così tutto pulito, è più bello tutto pulito, capito? Poi c'è un altro problema, tesoro, tu sei quarantena o cinquantena? Perché questo è cosa molto importante, capito? Cioè, io te lo devo dire, perché se tu sei cinquantena, tu c'hai pelangica. Hai capito che è pelangica? Come ti posso spiegare io te? Pelangica come... è presente pelle di tacchino, ecco. Cioè quella pelangica lì tu devi reggere, capito? Perché quando vai a strappare, dopo ti porti via tutto pelle, no, non devi portare pelle, solo pelo, capito? Allora tu devi stare attenta, tu tieni con una mano reggi dopo che ha messo cera e con l'altra strappi, capito? E hai fatto tutto pulito poi. E sono sicura che dopo tu metti su bilancia e vedi che c'hai 1 chilo in meno. Hai capito, tesoro? È tutto risolto. Io sono contenta per te che tu ascolti i miei consigli. Se tu c'hai problemi, chiama Tatiana e Tatiana risponde. Ciao tesoro!